Mentre mangio carne di lupo, gnam, 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 gnam. Abbiamo appena finito con l'orso, adesso ho cominciato con il lupo. Sono vizi, c'è chi fuma, c'è chi si droga, io mangio carne di lupo. Non scherzare, Sammy Varin, che questi ti aspettano fuori. Ne abbiamo parlato stamattina, certo, e ne parliamo ancora quest'oggi, certamente, questa cosa che si vuole declassificare il lupo e quindi la protezione per il lupo scenderà e ci sarà probabilmente in futuro, mica oggi, la possibilità di cacciarlo nelle zone in cui il popolamento è stato esagerato, e questo fa polemica, una polemica trasversale, perché siamo un po' tutti amici degli animali e per me il lupo è l'essere più bello. Chiaro che se ti mangia le pecore, se ti distrugge qua, se diventa pericoloso per l'uomo, eccetera, probabilmente sono soggetti che vanno spostati, anche spostati. Buongiorno da Sammy Varin, avete capito? È magna. Eccolo, me l'avete spostato troppo vicino. Guarda che questa è la radio di cani e porci già, lo sappiamo che girano già, quindi se ci metti anche il lupo che se mangia il cane di Cainarca e dopo ci dispiace, capito? Poi è anche piccolino. È tutto magna magna. Cosa mangiate oggi? Voi che potete farlo. Noi non mangiamo, noi viviamo d'amore, anzi viviamo di pane e politica. E in effetti anche oggi buona politica. Certo, nella trasmissione di Sammy Varin Potere al Popolo tra poco parleremo di buonissima politica, ma subito, signori, vi vorrei snocciolare gli appuntamenti da non scordare per questo weekend, perché è il weekend prima di Pontida, cioè c'è questo e poi arriverà Pontida il 6 ottobre. E uno dice, prima di Pontida cosa vuoi che succeda? Succede di tutto, ragazzi miei. Appuntamenti targati Lega, targati centrodestra in tutta Italia, una roba veramente piena di entusiasmo, per cui il primo appuntamento che avete è sicuramente nella piazza del vostro paese, della vostra città, perché anche in questo weekend ci saranno in tutta Italia i gazebo della Lega per farvi firmare affinché nessuno provi a chiuderci la bocca. Si parla naturalmente del processo a Matteo Salvini, che è un po' il nostro processo, il processo per tutti noi che abbiamo delle idee, che vorremmo che qualcuno rispettasse le leggi italiane, che non vorremmo un'invasione di clandestini, e insomma proprio per questo abbiamo votato alla grande Lega e centrodestra negli ultimi anni. Il processo a Matteo Salvini, 6 anni li potrebbero dare, e soprattutto milioni di euro da risarcire, immagino, a questi poveri immigrati che diventeranno ricchi e sfondati. Io non lo so, però se davvero, che cavolo, quelli si comprano, si comprano Radio Libertà. Non scherzare, Sammy Varin, non scherzare, mi fanno pitturare tutto di nero, mi fanno parlare in questo, non scherzare. Lo sai che dopo arriva la censura e ti arriva la Digos qua. Scusi, lei è Sammy Varin? Mi metto il barbone lungo, i capelli, no? Festa della Lega in Basilicata, cambia argomento, brutto scemo, Lega Basilicata. Oh, a Venosa c'è un festone della Lega e qualcuno non lo sa. Perché? Perché non vivete in Basilicata, non vivete in provincia di Potenza, però magari avete parenti o amici da quelle parti, signori. Questo sabato e questa domenica un pre-Pontida eccezionale, soprattutto magari per chi dalla Basilicata non ci riesce ad arrivare a Pontida il 6 di ottobre, anche se partiranno pullman anche da quella zona, per arrivare al grande raduno della Lega, pullman da tutta Italia, per cui se contattate la sezione della Lega della vostra zona, sicuramente c'è un pullman che vi porta a Pontida. Ma bello questo sabato 28 e questa domenica 29 settembre andare alla prima festa regionale in Basilicata. Autonomia, identità, libertà
a difesa dell'Italia. Si parte sabato 28 settembre con Basilicata Cuore del Sud, tavoli programmatici della Lega Basilicata per Salvini Premier su risorse energetiche, agricoltura, welfare, connessioni tecnologiche e infrastrutturali. Alle 19 si presenterà il documento ad opera dei coordinatori dei tavoli programmatici Domenico Bisaccia, Maria Teresa Baccellieri, Marco Bigherati, Dina Sileo. Alle 20 la Lega in festa con il pranzo, in questo caso con la cena. Attenzione a domenica 29 settembre perché si comincia alle 10:30 con il convegno Autonomia, Identità, Libertà a difesa dell'Italia. Introduce il commissario della Lega Basilicata Pasquale Pepe. Attenzione a chi interviene. Senatore Roberto Marti, Presidente Commissione Cultura del Senato. Onorevole Generale Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega. Vannacci questa domenica 29 settembre alla festa della Lega della Basilicata a Venosa in provincia di Potenza. Ma c'è anche il grandissimo senatore Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro e vice segretario della Lega. Ragazzi, parenti o amici nella zona di Venosa, provincia di Potenza, è il caso di farci un pensiero a questa prima festa regionale della Lega Basilicata questo 28 e 29 settembre a Venosa. Chiaro che il Semivarin è qui per tutto un magna magna e signori, il secondo magna magna che voglio proporvi mi riguarda e riguarda domenica 29 settembre. Questa domenica, per chi non abita in Basilicata, l'appuntamento è in provincia di Brescia, signori belli. E dai, finalmente lo Spiedo Padano con Semivarin sul palco che presenterà politici regionali, nazionali, europei, ma anche locali, presso il ristorante Birreria La Loggia di Rovato in provincia di Brescia, lo Spiedo Padano, questa domenica 29 settembre con Semivarin, con Radio Libertà, con i nostri gadget introvabili, l'orologio di Radio Libertà, gli adesivi, le magliette, i portachiavi in legno bruciacchiato di Radio Libertà. Chiaramente tutti i gadget che troverete, chissà se rimangono anche a Pontida, ma chi viene questa domenica 29 settembre a Rovato, Brescia, allo Spiedo Padano presso il ristorante La Loggia, gli avrà di certo. Prenotate al 338 8700 817. Attenzione, è in arrivo il terzo Magna Magna. Qui Parlamento. Ed è tutto un magna magna, ragazzi, e siccome sono le 12:45 e il 90% di voi sta proprio mangiando o sta pensando che gli piacerebbe mangiare, ecco il terzo evento targato Lega sul territorio. È tutto un magna magna anche sabato 28 settembre a Cortazzone in provincia di Asti. Si mangia, si beve, si balla e ragazzi miei c'è una bellissima compagnia e in questo caso abbiamo telefonato ad Andrea Giacone. Ciao Andrea! Ciao Sammy, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ehi là, grazie, perché ci sarai anche tu a questo evento sabato 28 settembre presso il centro sportivo di Cortazzone in provincia di Asti. Prima di tutto ci devi spiegare dov'è questo Cortazzone, provincia di Asti, l'ho detto, certo, però effettivamente è un nome così lungo, importante, che poi dopo uno dice vabbè, ma come cavolo ci si arriva a Cortazzone, Andrea? Allora, Cortazzone è un piccolo e bellissimo comune nel nord della provincia di Asti. Noi quando facciamo le feste della Lega tendiamo ovviamente non a trascurare il capoluogo, ma a dare importanza a quelli che sono i piccoli comuni del nostro territorio, perché la nostra provincia ha ben 117 comuni e i sindaci di questi comuni del territorio sono veramente eroici sostanzialmente. Quindi quest'anno andiamo a Cortazzone, dove il sindaco è un buon amico della Lega, anzi tesserato della Lega eletto in lista civica, perché parliamo di un comune
di qualche centinaia di abitanti ed è in un territorio bellissimo, nel cuore dell'Appesana e delle colline. Cioè, Come hai detto ragazzi, tu, Sammy, sarà una bella serata dove si mangia, si danza e si parla di politica, perché avremo ospiti di tutto riguardo. aspetta che ti faccio raccontare. C'è capito, ragazzi? La festa provinciale della Lega in un piccolo comune della provincia di Asti. Valorizzare il territorio, che è quello per cui esiste anche la nostra radio, signori. E allora cominciamo a farci un pensierino. Se ci seguite da quella zona o volete magari fare una gita fuori porta, sabato 28 settembre, centro sportivo di Cortazzone, provincia di Asti, la festa provinciale della Lega che comincia alle 19:30 con la cena a cura della Proloco di Cortazzone. Attenzione al menù che c'ho qua, non so se ce l'hai anche tu, Andrea, ma Ce l'ho. dai, snocciola. Snocciolo. Allora, come antipasti, carne cruda, vitello tonnato e insalata russa, quindi il top della tradizione piemontese. I primi tagliarin col tartufo nero, che è un'altra eccellenza. Come secondo, arrosto di lonza con patate. Il dolce bunette, un altro dolce tipico del nostro Piemonte. Bevande, acqua e vino a 30 euro. Perché abbiamo chiesto di fare la cena alla Proloco? Perché i volontari di queste Proloco sono veramente eroici, fanno delle grandi feste per i loro paesi, tengono vive le comunità ed è giusto affidarsi a loro perché hanno anche un livello di cucina eccelso, direi. Cioè, capite? Fare squadra con il territorio, da chi da sempre ama e vive nel territorio. Bellissima idea, secondo me, proprio fare squadra con chi tutti i giorni vive il territorio di Cortazzone in provincia di Asti. Quindi avete sentito carne cruda, vitello tonnato, insalata russa, i tagliarini, l'arrosto. E ragazzi, si sta in compagnia mangiando veramente bene. Ma attenzione, io aggiungo che dopo una certa ora si comincia a ballare e in questo caso fammi mandare un saluto a due grandi che fanno intrattenimento musicale da una vita, che conosciamo personalmente perché ci sono anche venuti a trovare qui nella nostra radio, Marco Zeta e Piero Montanaro. E insomma, penso che non ci sia piemontese che non conosca Piero Montanaro, è vero. Beh, due grandissimi artisti e Piero è un po' un bardo, il cantore del nostro Piemonte di grandi canzoni in lingua italiana e un grande chansonnier in lingua piemontese, quella lingua che dobbiamo cercare di continuare a usare e a valorizzare perché è la lingua dei nostri padri, della nostra terra e deve essere anche la lingua del nostro futuro. Quindi sono felicissimo che entrambi parteciperanno a questa serata. Direi di sì, anzi me li devi assolutamente salutare perché entrambi sono amici da sempre della nostra emittente, quindi dopo le 21 si balla con Marco Zeta e Piero Montanaro, chiaramente musica per tutte le età, ma c'è la buona politica, è chiaro, è minimo, stiamo parlando con un deputato della Lega, con Andrea Giacone, ma nello stesso tempo il menù di buona politica è molto interessante. Andrea, chi ci sarà oltre a te e naturalmente se puoi spoilerare già gli argomenti di cui si potrà discutere ed il bello ragazzi è che ci si discute, vuol dire si parla, ci si confronta e si cerca di capire dove stiamo andando in vista poi del grande raduno di Pontida del 6 di ottobre. Vabbè, ci sarò io, ci sarà Fabio Carosso che è il nostro grande consigliere regionale, una persona che lavora veramente tantissimo per il territorio. Ci saranno tanti nostri sindaci della provincia di Asti che sono tesserati alla Lega e tanti amministratori perché abbiamo un gruppo di amministratori veramente vivo e veramente importante che lavora molto. Avremo il nostro vicepresidente della provincia Simone Nosenzo, ma soprattutto ci sarà il nostro capogruppo alla Camera e segretario del Piemonte, Riccardo Molinari. E quando arriva Riccardo Molinari, come dire, il discorso politico diventa interessante perché è capace di catalizzare assolutamente l'attenzione. I temi trattati chiaramente sono quelli dell'attualità. Ci prepariamo al raduno di Pontida, ci sarà il primo incontro per l'autonomia a inizio ottobre
e ci sarà, come dire, la manifestazione, gli incontri, tutte le attività e quello che stiamo facendo sul territorio. A Cortazzone ci sarà anche chiaramente il gazebo della Lega prima della festa provinciale nel pomeriggio, per difendere Matteo Salvini per queste surreali richieste, come dire, di condanna per aver fatto il suo lavoro e aver difeso i confini quando era ministro dell'Interno. E poi ci saranno momenti di ascolto dove a livello di temi territoriali chiunque vorrà chiedere delle cose noi saremo assolutamente a disposizione. Capite? La Lega parla, ma soprattutto ascolta. Per cui, se siete in zona, questo sabato 28 settembre partecipate alla festa provinciale della Lega a Cortazzone in provincia di Asti. Una bellissima idea, ritrovarsi prima della grande Pontida, firmare con la Lega, con Matteo Salvini, per chi vorrebbe tapparci la bocca, zittire le nostre idee politiche, che sono di milioni e milioni di italiani che abbiano votato oppure no Lega o centrodestra. Quello che portiamo avanti è davvero portato avanti da tanti singoli personaggi che magari non vanno neanche a votare, però quando glielo chiedi dici no, su questo sono d'accordo. I confini vanno rispettati. L'appuntamento a Cortazzone di sabato 28 settembre è assolutamente libero e quindi dalle 19:30 vi aspettiamo per una bellissima cena con grande musica e con buona politica. Grazie davvero all'onorevole Andrea Giacone, buon lavoro e ci vediamo, se non a Cortazzone, ci vediamo poi a Pontida. Grazie mille Sammy, senz'altro. Un saluto a tutti. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che vi ringrazia, vi saluta come sempre per aver pranzato in mia compagnia. Io però non ho mangiato niente, non so se questa cosa che mangiate voi è tutto un magna magna e io parlo, è una cosa che un po'... Ritorno, verso le 13:10 sarò ancora con voi a controllare se è avanzato qualcosa nel piatto. A dopo. Avete ascoltato È tutto magna magna,